Allora, eccoci qua con nuova live di Cartoveggenza. Siamo in diretta contemporaneamente anche sul canale YouTube Il Maestro Cleo. Quindi, quando questa live sarà terminata, ricordatevi che potete vedere il video integrale su YouTube al mio canale Il Maestro Cleo, perché questo video lo troverete, questa live la troverete in versione integrale sul canale YouTube Il Maestro Cleo. Allora, un buon pomeriggio a tutti quelli che ci seguono, augurandovi una buona permanenza in questa mia live ed salutiamo a tutti quelli che entreranno a farne parte man mano. Allora, salutiamo Monica, ciao Monica, salutiamo Luisa70, Angela Scotti, Nando Caprimel, Adriana Maccioni, tutti quelli che stanno entrando man mano. Va bene? Allora, le linee sono libere per coloro che vogliono parlare con me, il numero di telefono è quello che vedete nello scroll. Ok? Allora, forza e coraggio, chi invece vuole raggiungere un obiettivo lo può fare tranquillamente. Abbiamo l'obiettivo da raggiungere con 20 orsacchiotti. Allora, linee libere, vediamo chi interessa chiamare e parlare con il sottoscritto. Una domanda, una risposta in questa live. Salutiamo il pubblico di YouTube che mi segue, quindi non leggo i commenti logicamente su YouTube, quindi voi che mi seguite sul canale YouTube auguro una giornata favolosa. Un abbraccio particolare a tutti voi che mi seguite sul canale YouTube, ne vedo che siamo in 5 per il momento su YouTube, mentre su TikTok ne siamo un po' di più. Linee libere al momento. Fate le vostre domande telefonando in diretta live, in mia compagnia fino alle ore 16. Come dico sempre io, la cartomanzia esiste, la cartomanzia è un qualcosa di molto utile e molto delicato, spesso anche molto pericoloso se fatta da persone sbagliate. Pronto? Buonasera maestro, Buonasera. Sono Anna Maria da Napoli. Ciao Anna Maria, come va? E non c'è male a voi? Tutto bene. E volevo sapere maestro, di non arrivare questi soldi non mi fanno sapere niente, se c'è qualcosa di buono. T'hanno arrivato i soldi, tennaccia a te. No, sono sempre kill, ma ancora t'arriva. stanno a 2 mesi. Vediamo, dai, quanti anni c'hai, che segno sei? 62 anni, toro. 62 anni, toro. 1, 2, 3. Facciamo uno maestro. Numero 1.
No, io li vedo molto vicino. Guarda qua, la carta del denaro Eh, e la carta della vittoria. Queste due carte qua stanno a indicare successo nel ricevere questa somma. Quindi non è lontano, presto riceverai questi soldi. ma mi mandano un messaggio, maestri. È chiaro, ci ti mandano un messaggio, no? Ma ci stanno questi soldi? Sì, Fatemi. ma tu hai chiesto per quale motivo non te li mandano? No, ma ha detto che dovevo E aspettare. allora, vedi, devi aspettare. Quando arrivi il tuo turno ti verranno accreditati pure a te. Allora devo stare tranquillo. Sicuramente. Grazie mille, maestri, voglio bene. Ciao, Grazie. anch'io, ciao, stammi bene, ciao. Allora, le linee ritornano libere per tutti quelli che vogliono fare una domanda, ci sarà una risposta. Tutti potete partecipare, non si paga niente, è gratis, un'oretta in mia compagnia, se desiderate parlare con me. Il numero di telefono è quello che vedete nello scrollo. Sulla mia testa vedete cammina la scritta, lì dentro trovate il mio numero di telefono per coloro che vogliono parlare con me. Tutti potete partecipare. Se preferite di meglio, basta uscire dalla live e trovarvi il cartomante di fiducia. Non è un problema, la mia presenza non è un obbligo, quindi mi potete seguire 3 volte a settimana, di lunedì, di mercoledì e di venerdì, dalle ore 15 alle ore 16. Allora, vediamo. Pronto? Buonasera maestro, cioè buonasera, buon pomeriggio. Buon pomeriggio, dimmi. Mi hai bevuto un po' di vino di acqua, scusate. Mi hai bevuto vino bianco, cioè Buono. acqua fresca. Va bene, va bene. Maestro, senti un po', io ho 64 anni, sono ettina e chiamo dalla provincia di Napoli. Vorrei sapere gentilmente, cortesemente, se mi hanno fatto qualcosa in casa, perché mi fa tutto storto, pure l'aria che respiro. Tu a quanta cartomante hai chiamato? Dimmi la verità. Io una sola, una. Più cartomanti si chiamano e più ti va male, perché Ma non l'ho chiamata adesso, l'ho chiamato diciamo più di un paio di mesi fa, però così. No, non è un no. palo, non hai capito. No, tu mi hai fatto la domanda e io ti sto dando la risposta. Grazie mille. Quindi, quando si chiamano più cartomanti alla settimana, al mese, al giorno, Sì. ti comincia ad andare tutto storto, perché la cartomanzia è pericolosa, fatta da persone sbagliate. Sì, questo è sicuro. E allora, quando poi vi comincia ad andare male, dice cazzo successo, vediamo. Quanti anni c'hai, che segno sei? Quasi 65 diciamo. Sì. Vergine. Vergine. Vediamo un po'. Allora, scegli un mazzo di carte, 1, 2, 3. 2. E vediamo che è successo. Vediamo un po'.
invidia e cattiveria, a parte che tiene una parente da dove che se lui sa uscire da Ciresso. Ah, addirittura. Poi ti dico, non c'è niente di cattivo, solo negatività dovuto all'invidia e alla cattiveria. Allora, prendi un bicchiere di acqua, un bicchiere di vetro, Sì, fallami dei sale sì. e poi lo riempi d'acqua fine soprattutto. Ah, il sale E doppio. Sale- doppio fine alla stessa cosa. Oh, sì, Mettilo sotto al letto dove dormi tu e sì. lascialo stare lì finché l'acqua tinta non si consuma tutta. Ah, ho capito. Ho Quando si capito. consuma l'acqua dentro, dire che esce il sale fuori, Sì, tu lo prendi e lo vai a sotterrare dove tu vuoi, dove ti è più comodo. sì, sì, Ok? sì. Questo è un ottimo accumulatore di energie negative. Ah, tanto che mi hanno fatto, cioè di No questa che ti hanno invidia. fatto, questa è No, invidia, non ti ha fatto niente invidia. nessuno, è l'invidia, Invidia, sì, questo sì. è l'invidia, la cattiveria, l'invidia. Mamma mia, eppure uno non dice. Ma più bene fai e più male ricevi. Brava, ecco, io sono una stupida nata. Questo. Purtroppo è così, la gente, gli d'accordo che la gente, da puzza di fame. Bravissimo, questa è la cosa. Tornerei tutta sotto terra, È tutti chiaro. sotto terra, Che- tutti, non lo so perché. A me si vede una persona che sta male, sto male pure io. Dico, Maronna, povera Cristo, invece stanno quelli che ci vogliono sopra. Ma sì, sono tutti demoni, demoni. Sicuramente, avete troppo ragione su queste cose. Infatti uno ci arriva con il cervello per picchiare, diciamo. Vabbè, la vecchia di 100 anni saleva ancora imparato. Quindi ancora voglio di impararmi pure io. Tanto c'è ancora tempo. Come no? Va bene, maestro, molto gentile e molto disponibile con Ti, tutti. ti ringrazio. Siete numero uno voi e vostra moglie. Grazie, grazie, buona giornata. Arrivederci e molto grazie. Grazie a Ciao. te. Ciao. Allora. Andiamo a salutare un po' di gente. Ciao nella mia, Paola, De Santis Giuseppe, a tutti voi che state entrando. Pronto? Salve maestro, Salve. salve, per sapere se c'è un ritorno da una persona. Da dove chiami tu? Io mi chiamo Patrizia e chiamo da Benevento Allora, quanti anni tieni, che segno sei? e ho 45 anni e sono Leone e lui 38 anni, è nato ad ottobre. Da quando si è allontanato? 1, 2, 3? 1. No, un ritorno non lo vedo già accanto a un'altra persona, sta qua, ti faccio vedere, ecco qua la carta del... Quindi non vedo il ritorno, fatti una ragione e cerchi di guardare avanti il tuo cammino. Sì. Lui non è più interessato, vero? No, Forse non è mai stato interessato. come? Forse chissà, non è mai stato interessato, ho perso solo tempo. Ma voi quando vi mettete con un uomo non dovete ragionare col cuore, Bravo, io ci metto sempre il cuore. ma dovete ragionare con la testa. Invece tante donne di voi ragionate col cuore e cace a carella. Non va buona Questo così. è il problema. Bisogna ragionare con la testa.
sta già con un'altra. Sì, Poche lo parole. vedo già Ma da accanto a un po' di un'altra. tempo. Questo non te lo so dire, però lo vedo accanto a un'altra persona. Stop. Felice che sta bene con lei. Non lo so, fatti suoi. Ah, questo è bellissimo. Ok? Va bene, ringrazio maestro. Arrivederci, buona serata. Buona giornata, arrivederci. Allora, linee libere. Vediamo chi ci citofona. Pronto? Maestro, buonasera, sono Paola da Roma. Ciao Paola, puoi abbassare un po' il volume? Sento un caos, stai al mare? Lo so perché sto fuori, non sto in casa. Ok, dimmi, dai. Allora, io ho conosciuto una persona che lui si chiama Giuseppe e è dei pesci. Sì. Volevo sapere un attimino come va a me lui. Tu invece quanti anni c'hai, che segno sei? Capricorno, 29 dicembre 67. Scegli 1, 2 o 3. 3. Sì, un attimo, sto controllando, Gioia. Ah, sì, no, pensavo che era da No, no. No, come andrà? È una storia come tante, è una storia che ha un inizio e una fine, quindi sta attesa avertela giocare. Ma inizia qualcosa? Sì, no, è interessato, è interessato. Però lui mi è sparito, cioè prima messaggi, poi ieri ci dovevamo vedere, da ieri e si fa sentire. E vedrai che si farà sentire perché vedo che sei nei suoi pensieri. Quindi vedo. Ma mi posso fidare di lui? Come? Mi posso fidare di questa persona? Ti ho detto, se tu pensi che sarà un uomo del tuo futuro, lo escludo categoricamente. È una storia di godersi la storia. Ok, va bene. Va bene? La ringrazio. Arrivederci Paola. Arrivederci. Le storie hanno un inizio e una fine, poi sta a voi sapervele gestire. Pronto? Ciao Cleo, Ciao, volevo fare un congiunto sul mio marito. tuo marito, cosa vuoi sapere? Voglio sapere perché non mi tratta bene, molto sembra roba preso, non mi bene più. Ma quando hanno stato assieme? Stiamo da 43 anni. 43 anni si è fatto vecchi, chi li sa fare stare dovrei andare a lui. Non puoi vedere un po' le carte per piacere, bello. Quanti anni c'hai? Che segno sei? Io sono nato il 7/4/61. 61. Lui invece? Lui è nato il 5 maggio del 61. Allora, 1, 2, 3. Poi Gioia mia, quando si sta troppi anni insieme, in un matrimonio, in una coppia, si diventa come frate e sorella. lo so, non è che tiene a un altro, non mi vuole bene. No, ma quando lui ci tiene a te, ci tiene alla famiglia, solo che tu ti sei ammusciata là, io si sono ammusciata là, e quindi siete due musci. Che non me lo mantengo, proprio. E allora, quello è tutto il discorso, siete diventati talmente abituali, no? Delle vostre azioni, delle vostre cose, talmente abituali che
non ci fa più niente, si dà dormito. Uno non- Come è successo questa cosa? Ma è normale che succede, col tempo a te non te ne fotti più niente, a esse non ce ne fotti più niente. Tu non fai niente per, tu non fai niente per rimanere a lamparella appicciata, e esse non fa niente là. Ah, bravo. Arrivederci, sfrugoli, Da uno che mi abbraccia a mia ogni tanto sfrugoli alla poco, sfrugoli la mozzarella, se no, sempre peggio. Non mi voglio baciare, non mi voglio toccare. Eh, E non so vecchio però. E giù capito che non si invecchia, ma da giù circa sfrugoli alla poca la mozzarella ogni tanto. Allora, ma noi stiamo in casa, poco parla. Come stesse per separati in casa. Ma da giù sono troppe cose che poi col tempo diventano talmente abituate che si diventa come frate e sorelle, E capito? poi No? mi deve dire una cosa, perché non vuole lavorare, che non vuole portare sotto a casa? È un danno Tutta la gente. un danno c'è. E quando poi la lì sai, io, perché per quale motivo? Ma lui mi dice, ma tu quando? Dice che a me dice perché da già dei soldi, tu che sì, mi fa pigliare prima qua. Mandala a fanculo e fai chiamare. Da capire chi sono cavaliere e fondi. E mandala a fanculo e fai prima. Che poi un'altra cosa volevo dire, figlio mi sta per il sposo. Oh, Teresa, abbiamo dato parole, si piglia una e Beneventa e Franetti e Benevento. Auguri, mi fa piacere per Tresia. Danno 30 anni, esse danno 42. Avrà dopo internet, si è innamorato. Ha Una visto? puntata a famiglia, subito abbiamo fatto il fidanzamento. A Safadì, mi fa piacere veramente. Il 6 luglio si sposa. Mi fa tanto piacere per Tresia. Bravo, venuto un momento, e poi con forza che ha trovato si fa una bella cosa. Come no? Dicella a chi il futente e Fonso che si comporta come si ha da comportare. Ma non si comporta buono, non un tuo bicchiere, non un tuo piatto, Sta perdendo la capa, Fonso. non si può fare qualcosa, non dai, tutte le volte io mi Mo te lo calmo un po', non ti preoccupare, non te ma ne... per l'anno che tieni in paravisi, mamma di ma Me lo perché cal- mi fa mettere paura, un tuo piatto di macaroni che mi rompa la spalla. Te lo calmo un pochettino io, sta tranquillo. Allora, Che le... Ma che le pure occhio. Se tengo ti faccio due pomaroli in zucchine perché devi mettere troppo lo rompito. Grazie gioia mia, ti abbraccio. Quando ti vengo a trovare, caro, buona giornata e grazie. Ciao, grazie. Auguri per tua figlia, grazie, ciao. Buona giornata. Ah, mannaggia, bubà, questi uomini pazzi, che mi fanno. Pronto? Sì, maestro, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Posso gentilmente farle una domanda? Sicuramente, da dove chiami anzitutto? Io della provincia di Lecce. Ok, dimmi. Allora, io col mio compagno abbiamo visto una casetta un po' di giorni fa, no? Sì, Io ne ho viste altre, però è solo questa quella che mi ha colpito un pochino. sì, Ma vedo che non si dà da fare, anche perché di qua io dovrei uscire, non perché ho avuto lo sfratto, ma perché il proprietario deve venderla. Ma non vedo che si muove molto, vorrei sapere se riusciremo ad acquistare, per favore. sicuramente. Dammi l'età e il segno zodiacale di tutte e due. Allora, lui è un attimo, prendo perché non mi ricordo mai la data di nascita sua. Allora, lui si chiama Nicola, 10978 ed è vergine. Sì, Io qui Maria, 13464 Ariete. scegli un mazzo di carte 1, 2, 3. 2? Devi scegliere un mazzo di carte 1, 2 oppure 3? 2 maestro, 2. 2.
No, l'acquistate. Esce la carta del denaro, mi esce la carta Sì. della notizia, eccola qua, e mi esce la carta della vittoria. Oh, mamma mia, maestro, che gioia mi E stai dando, e perché il trionfo e ancora il carro della fortuna. Quindi dal mio punto di vista questa casa l'acquisterete. speriamo, maestro, mi stai dando un piccolo sollievo perché sono un pochino preoccupata. Io non sono una che gli sta molto addosso alle persone perché mi rendo conto che i soldi sono suoi, quindi dovrei andare con un poco di rispetto pure. Però anche da parte mia ho urgenza di lasciare questa casa in quanto serve al proprietario. E ho un'estrema paura di rimanere, come si dice da noi, maestro, col culo a terra. Non ti preoccupare. Oppure tanti animali, per cui mi preoccupo anche per loro perché io sono una volontaria, quindi recupero tanti animali che hanno bisogno e li curo, li do un'adozione, cerco loro una casa, per cui sono preoccupata anche per loro. Ecco, Bello, non solo bello, per questa me. è una cosa che fai bellissima, questo lo faccio Sì, pure io spesse volte, ho tanti animali pure io bravo maestro, mi fa piacere. e gli faccio mangiare il meglio del meglio. Sì, io gli do tanto amore, trovo loro famiglia, anche non vedenti, senza un arto, di tutto di più trovo, maestro. Io non Bello. riesco a girarmi dall'altra parte, non ce la faccio proprio. Ma meglio avere a che fare con gli animali. Oh, non me lo dica, maestro, io sono una che non esce mai di casa, non vado in una pizzeria, non vado in un estetista, non vado, però a loro e non devono mancare niente, né il mio amore e né le cure possibili e immaginabili. Brava, brava, brava. Dio te ne sarà Grazie, grato. maestro, mi ha riempito il cuore, grazie Ciao, ti davvero abbraccio, tanto. buona giornata. An- Anche io, maestro, arrivederci. Arrivederci. Viva gli animali, viva gli animali. Pronto? Buongiorno, volevo chiederle qualcosa sulla mia salute. Non sono un medico io. No, Hai sbagliato a fare il numero, dovevi chiamare al tuo medico. allora diciamo la mia situazione economica. Sì. Grazie. Quanti anni c'hai? Che segno sei? Ho 64 anni e sono del Toro. Ok, un attimo solo. Se migliorerà più avanti, non lo so. 1, 2, 3. 3. Allora, la tua situazione economica, eccola qua, la carta del denaro e la carta del sole uscente. Queste due figure di immagine, queste due immagini, una che rappresenta il sole uscente con la carta del denaro, sta a indicare che tu migliorerai man mano con l'arrivo del nuovo anno, risolverai un po' i tuoi problemi. Ringrazio. Di niente, buona giornata. Buongiorno. Vi ricordo a tutti che dopo questa live io sarò nel privato per le persone che hanno gravi problemi, o meglio seri problemi, da parlarne con me riservatamente. Pronto? Pronto, buonasera maestro. Buonasera, prego. Allora, mi chiamo Maria, vorrei sapere, ho litigato con il mio fidanzato Sì, e volevo sapere se c'era ritorno. se c'era un ritorno. Ma quanti Sì. anni tieni? Allora, io ho 48 anni
sono nata il 9-4-76. Lui? Lui si chiama Eugenio, è nato il 9-10-72. Da quando si è allontanata questa persona? Ieri mattina abbiamo avuto un brutto litigio. Allora, scegli un mazzo di carte, 1, 2, 3. 3. No, farete pace. Mi esce la carta del ritorno e della vittoria. Quindi mi cercherà di nuovo. Sì, sì, qua ci sta la carta della vittoria e quest'altra qua è la carta dell'arrivo. Maestro, posso fare una domanda? Ogni telefonata una domanda, Gioia. No, perché io chiamai un mesetto fa a lei e lei mi dicesse di stare attento ad una donna. Sì. Cioè, io ho pensato fosse l'ex moglie, però E questo come faccio a saperlo io? vabbè, dovrò fare un consulto privato per approfondire meglio. Vuoi fare un consulto completo, devi chiamare in privato. Io ti posso, qua in live ti posso dare un cenno, ti posso dire, rispondere alla tua domanda, ma non posso. Ho capito. Ok? Ho capito. Va bene, grazie mille. Arrivederci. Arrivederci. Pronto? Buonasera, sono Lena, ho Sì. 53 anni, sono segno dei gemelli e niente, volevo sapere qualcosa sul lavoro. Allora, praticamente io devo fare un concorso la settimana prossima e vorrei vedere come andrà. Sì. Allora, sei del segno di Gemelli, anni? 53, 1, 2, 3, scegli un mazzo di 3, carte. 3, 3. Vediamo come entra questo. La prima carta mi esce la fortuna, vedi? La ruota della fortuna. Già è un qualcosa. Vediamo. Andrà bene, mi esce la ruota della fortuna come ti dicevo e mi esce la carta della felicità. Questa, Vede anche un questa è la movimento perché ruota, io questa è la ruota della fortuna, eccola qua, la facciamo vedere, e questa è la carta della felicità. Felicità. io dovrei anche scendermene lavorativamente, quindi è tutto compreso nel Questo pacchetto. tuo progetto si realizzerà, Grazie, allora le farò sapere. senz'altro. Grazie, buona serata. Buona grazie. serata, stammi bene, ciao ciao. Pronto? Pronto? Questo vero? Sì, buonasera. Buonasera. Volevo sapere se la mia situazione economica migliora. Quanti anni c'hai? Che segno sei? 43 anni in bilancia. 43 anni e sei della bilancia. 43. Sì. Allora, se migliora la tua vita economicamente? Sì, 1, 2, 3. 3.
Sì, riuscirai a riprenderti perché mi esce la carta della vittoria con la carta del denaro. Ecco qua. Qua la vittoria, la scritta vittoria e qui la carta del denaro. Quindi tu per fine anno riuscirai a riprenderti piano piano. Se c'hai qualche vizietto, cerca di farne a meno, Va bene, Capisci a me? Buonasera. grazie. Allora, prima di chiamare abbassate il volume del telefonino, se no non ci riusciamo a capire. Fate tap tap, condividete questa live con i vostri amici. Ciao Sergio, grazie per la condivisione, grazie Sergio, un abbraccio forte forte forte. Pronto? È pronto Leo, sono Lucia. Dimmi Luci. Leo, volevo domandare, tipo, mio figlio sta lavorando stabilmente. Mo diciamo, un mese è stata, come si dice, anche di nuovo un contratto. Porta per sempre, questo voglio sapere. Se glielo rinnovano? Sì, ti devo dare la data di mio figlio. Sì, sì. È nato il 1° luglio del 97, si chiama Francesco. Scegli un mazzo di carte, 1, 2, 3. 3. Sì, sì, glielo rinnovano. Ma Leo lo mettono diciamo, per sempre, questo dico io, arriverà il momento che lo Ho mettono... fatto per sempre, hai da scordare, in Italia funziona così, rinnovano quando No, finché possono, aspetta, non no, è per sempre tutto. fino a un certo livello di groppo metti la posta per sempre, dico, hai Dipende, capito? loro devono seguire la legge come è fatta. Se la legge dice che è così, va così, stop. Vabbè, allora lo rinnovo un'altra volta. Sì, lo rinnovano, Va tranquillo. bene, ok, grazie Leo, Stammi grazie bene, mille. ciao. Ciao Leo, ciao, ciao. Scusate, se in Italia funziona così, no? In questo paese di cacca funziona così, è chiaro. Dobbiamo rispettare le regole, anche se sto sbagliato, o posti di fatica non è più sicuro per nessuno, solo per chi che fa la politica. Là stiamo, grazie a Dio, stanno fatte leggi a favore a loro, la pensione a vita, e tante altre cose. Perciò, ma chi gli ha trovato? Pronto? Pronto? Sì, salve, dimmi. Salve, buongiorno, posso farle una domanda? Sicuramente, da dove stai chiamando? Dalla Puglia. Dalla Puglia, dimmi. Allora, io le do le date di nascita: Francesco 11/6/86 e Teresa 17/4/87. Volevo sapere se c'era un ritorno. Da quando si è allontanato? Pochi giorni. Quanto tempo siete stati insieme? 5 mesi. 1, 2 o il 3? 3. No, ritorna. Mi esce sì, mi esce qua, vedi la carta della vittoria e la carta del legame. Quindi lui ritornerà da te. Va bene, la ringrazio, è stato molto gentile. Prego, Arrivederla. E le linee ritornano libere.
Pronto? Ciao, Cleo, Ariete 62. Sì. Ascolta, ti volevo domandare una cosa, no? C'è qualcosa, diciamo, nei miei confronti fatto in malafede da una donna? Vediamo subito. E se questa donna qui c'è sentimenti nei miei confronti? Lei è nata nel 65. Allora, mi devi dare l'età e il segno zodiacale. Allora, lei è... Allora, nel 65 lei come si chiama? Non mi ricordo se... È Gemelli. Io sono 62 e sono Ariete. Scegli un mazzo di carte, 1, 2 o 3. 2. È strano che dopo tanto tempo sono ancora attaccata a sta donna io. Ma sei attaccato perché questa è gemellina, eh? Non lo so, ma non è questo, sono sempre dentro di me, anche se vado con un'altra donna, non riesco a avere quello che devo fare. Questa è Ucraina, eh? Allora, Ho paura, Cleo, capito? ascolta. Perché io la vado sempre cercando, perché la devo andare sempre a cercare quando ci sono migliaia di donne in Allora, giro? devi capire, devi sapere, questo lo dico a te e lo dico a tanti che hanno a che fare con una donna di quella... Di quell'est. Lì usano molto la magia. Questo è quello che volevo dire. Lì Perché usano molto il nero, lasciamo perdere quale, però utilizzano molto il mondo esoterico perché avrei tanto da dire, però sto in live, non posso spingermi troppo. Quindi che succede? Che qualcosa di come chiamarlo? Sì, dai, diciamo un guasto c'è. Ammaliamento, va? Ti ha ammaliato. Sì. Capito? Quindi un motivo, una domanda te la sei fatta, ti sei dato pure la risposta e il motivo? Perché vado sempre cercando, ma ha fatto qualcosa? Qualcosa ci sta. Sì, perché anche se la vado a cercare, non cosa fa adesso? Mi respinge. Eh sì, per forza. Perché... E mi respinge, guai se la tocco con un dito, guai se di qua, di là. Sì, sì. Capito? Sì. Questo è qua. Non è una cosa che diciamo, sì, eravamo insieme, è venuto il figlio a novembre e ci siamo divisi, eravamo una coppia felicissima. Sì. Però lei, quando io mi alzo la mattina, c'ho sempre, devo andare a vedere qualcosa nello stomaco che non è un ammaliamento, si chiama così, comunemente chiamato ammaliamento. Ammaliamento è una fattura, non capito? No, fattura no. Ammaliamento è quando una donna ammalia un uomo sotto effetto di esoterici. Del mondo esoterico, tutto qua, tutto qua. Ti devo chiamare in privato, Cleo? Ma se vuoi, non è un obbligo, tu mi hai fatto una domanda e ti ho dato la risposta, poi... Ma questa che c'è nei miei confronti? Riesci a vederla? Ma allora, in diretta live non posso dirti tanto, io ti ho dato una risposta alla tua domanda. Quando è che ci puoi sentire allora? Questa qua ti dico e poi chiudo, poi se vuoi chiama, non vuoi chiamare non chiama. Ma non è un mio problema, figurati. Questa donna si chiama Soldi, con questo ti chiudo la telefonata e ti ho detto tutto. Si chiama Soldi? Ma gli altri sono soldi. Ok. Va bene? Ok. Ma vuoi fatto lì sotto c'è qualcosa? Sì. E ti puoi intervenire, Cleo, e parlare in privato non può? Sì, come no, tutto si può fare. Quando abbiamo trovato un accordo, tutto si può fare. E quando è che ti posso chiamare per parlare un po' di privato? Ma guarda, parlare in privato con me, fissi un appuntamento tramite WhatsApp
per un consulto in privato e poi vediamo cosa fare. Ok, dai, facciamo così allora, dai. Ti abbraccio. Ciao, scusami. Di niente, figurati, ciao. Ciao. Allora. Pronto? Ciao caro, sono Luca da Veneto, ci eravamo già sentiti, mi hai detto di chiamarti Ciao Luca, tra una ventina, 25 giorni. Niente caro, allora non lo so, abbiamo litigato venerdì brutto con mia moglie. Che è successo? Però non è la prima volta, niente per gelosia, perché sono venuto a sapere che praticamente lei usciva da quel lavoro con conoscenti, eccetera, eccetera, perché ho visto delle cose impostate dalla sorella. E abbiamo figli, lei si chiama Elisa, 13,291 e io ho 18,677. E niente, volevo sapere se c'è un riavvicinamento, perché non è la prima volta che fa così. Poi torna alla carica, spero che sia la volta giusta che si rimettono a posto le cose. Non siamo separati, siamo ancora sposati, io sono in appartamento a settembre, lei è a casa con i figli sono a Capoverde, perché lei è capoverdiano in questo momento. Allora, vediamo un pochettino. Quando succedono queste cose bisogna sempre, lo dico sempre a tutti, bisogna ricorrere ai ripari, lo so. Esotericamente anche parlando, per legarla a te definitivamente e per non far succedere sempre queste tarantelle. 1, 2, 3, vediamo un po' che è successo. 3, caro, grazie. Io penso che adesso lei stia anche male, tra l'altro. No, vedevi stava ruffa, ma poi mi dicevi al tempo appunto che tornava definitivamente, non stava più davanti così. Ha un carattere autoritario proprio. Lei vuole fare di testa sua e vuole che nessuno la deve comandare. È bello così, è bello. Quindi questa persona, amico mio, ti sta mandando al manicomio. Bravissimo, infatti. Tu perché sei troppo buono, questo ne sta ma adesso io non approfittando. lo sto cercando, è per quello che ti dico, mi sto comportando in maniera differente. Di solito la cedo io, ma adesso no, assolutamente. Fregatene, allontanati perché sarà lei a cercarti, però voglio dire, cercarti di tornare non vuol dire che cambia con la testa. Quindi si avvicina. La testa sarà sempre quella, sempre la stessa. Quindi il lupo perde il pelo ma non il vizio. Ma non il vizio. Ho fatto la stessa cosa, ti dico, 2 mesi fa mi sono allontanato senza sentire una settimana e è tornata come un cagnolino. Che sembrava che tornassimo assieme. Sì, ma questo perché? Perché tu, siccome sei troppo buono, l'hai abituata male e questa qui dice tanto quello poi non dice niente, quello poi, capisci? Ne approfitta, esatto. Comunque terze parti, no, vero? Non penso che ci abbia qualcun altro, assolutamente. No, assolutamente. Quei casini che abbiamo. Allora, posso dirti una cosa, questa qui la stanno rovinando la mala compagnia. Bravissimo, lo so benissimo. Beh. Perché lei esce di sera, vanno a locali. Sì, perché se la fa con donne separate, con donne che non hanno niente a che vedere, e quindi tutto ciò la portano a comportarsi anche lei di conseguenza. Tu dici che sia anche affidabile, nel senso che non è che faccia cavolate. No. Però logicamente andando in giro con determinate cose altre persone la vedono, dicono è una identica di questa. Sì, esatto. Quello è tutto, vuole essere ammirato, vuole essere guardato, vuole essere corteggiato, vuole essere capito. Tutto qua. È sempre quando si ha a che fare con la cattiva compagnia. Esatto. Comunque tu vedi chiamate che mi torna a cercare. Sì, se tu scompari e non la pensi proprio, vedrai che sarà lei a cercarti. Ma che sia la volta decisiva che magari si mettono un po' a posto le cose, stavolta qua. Ma no, la testa è quella, Luca, la testa è quella. Non la...
non la puoi cambiare la testa. Comunque il discorso di tradimenti no, vero? No, tradimento non ne vedo. Va bene, dai. Ok, dai, ci aggiorniamo, caro Gentile. Ti abbraccio, ciao. Ciao, carissimo. Buona giornata, grazie. Allora, in mia compagnia fino alle ore 16, forza e coraggio, poi poi ci sentiamo nel privato con tutti quelli che hanno bisogno. Pronto? Abbassi il volume del telefonino, grazie. Sì, buongiorno. Abbassate il volume del telefonino? Sì. L'ho passato, ma ecco. Le volevo chiedere se ritornerà mio marito. Da quando se n'è andato? Sono 2 mesi, abbiamo litigato. Già eravamo che litighiamo, scappa, se ne va. Ma adesso di nuovo è scappato, abbiamo litigato. Insomma, ci sono tante cose. Allora, lui è del 64. Del Capricorno. Voi invece? Io sono del 63, Toro. Ok, scegli un mazzo di carte, 1, 2 o 3 per piacere. Adesso devo un po' alzare il telefonino. Allora, sì. 1, 2 o 3? 2. Vediamo. Sì, ma vostro marito non è la prima volta che si comporta così. Bravissimo, sì. Questo È una vita. ha fatto sempre questo. Sì. È uno che si piace divertire, di avere di andare con altre donne, poi torna, poi se ne va a lavoro e quindi tornerà. Adesso è andato via, non lo so, adesso sono passati 2 mesi. Tornerà, signora, lui si farà vivo, ma ciò non vuol dire che cambia con la testa. No, la testa no, non la cambierà più questo qui. Perché questo qua ama divertirsi e andare con altre donne, ecco qua. Insomma, fa così. Quindi, gli piace parlare, gli piace... Signor, quindi dovete voi capire che volete fare. Ma questo dice che tornerà di nuovo qua e tornerà di nuovo, ma con la stessa capa. La testa non la cambierà mai. No, signor. L'avete... Ieri mi ha visto, ha fatto finta che mi metteva la mano davanti, che non mi guardava. Dopo tanti anni di matrimonio, 40 anni di matrimonio. Signora, certi uomini non servono. Ma questo proprio veramente. Sono malati mentali. Sì, bravo. Quindi voi... non conosce neanche figli sono ragazzi veramente... Ma cacciatelo fuori, non pensate più, signor. Non lo pensate. No, questo magari passeranno quando poi io non lo cerco mai. Quando lui torna, mandatelo a fanculo, signora. Fatevi una vita, la vita è bella. Sembra che mi porta le rose, i fiori. Sì, dopo che chiudo con 7-8 riesce ferma. Poi vede che non faccio quello che dice lui e magari scappa di nuovo. Signora, ma adesso l'ha preso servizio questo coso qua. Signora, gliel'avete permesso voi? Perché se dopo la prima... Non sono una ragazzina, diciamo, lui c'è 60 anni, allora lo lascio stare. No, sbagliato. No, ci sono stati dei problemi seri, ma non per me, per colpa dei familiari. Signora... È stata una scusa, l'altra io non l'ho cercato tanto. Signora... Poi andava e veniva. Signora... Sì. Se dopo la prima volta che l'aveva fatto lo mandavate a fare in culo, tutto questo non accadeva, invece voi l'avete perdonato
Una volta, 2 volte, 3 volte, signor, questo va con altre donne e poi viene da voi, che viene a fare? Niente. E voi Perché io lo l'accettate vedo pure. quello che fa. Allora non può stare con me perché io poi lo vedo così, lo vedo col telefonino che lo nasconde, vedo quello che nasconde, vedo quello. Allora poi io lo vedo pure in giro. Allora poi, perché il paese è piccolino. Poi vedo queste cose, allora cosa le devo fare? Lui si nasconde di qua e di là, però ieri mi ha visto, come mai si è messo, come se ti ha messo la mano davanti, ti fa stare male. Poi non è che sei un ragazzino. Signor, Allora, vostro marito è... ragazzini siamo. Signora, vostro marito è mezzo scemo, perché un uomo normale non si comporta così. Io più per i miei figli, che sono troppo educati, lavorano. Signora, sono lo volete Svizzera. un consiglio, signora? Sì. Mandatelo via. Cacciatelo fuori, fatevi una vita. La vita è bella, qua si muore, non si nasce più. Perché lui tornerà, comunque tornerà, ma tornerà in quel modo lì. Bravo, con la stessa Se identica. viene, se ne va, no che se ne va, viene, porta la roba e se ne va, viene, porta la roba e se ne va. Signora, Mi tratta così. vi piace essere trattata così a voi? No. E allora perché non mandate a fanculo? Mi devo essere forte stavolta. È chiaro che dovete essere forte, se no che facite la bambina per 6? Poi non si calcola neanche così. Mandatelo a quel paese. Devo essere più forte. Va bene? Magari tornerà, però tornerà con questa testa, niente da fare. Sempre con la stessa testa, signora. Sì. Il ritorno comunque lo vede che c'è. Sì, signora. Però torna in quel modo lì che non vuole stare in casa, perché lui mi dice di vendere la casa. Signore, io il consiglio ve l'ho dato, signora. Sì. Prendete proprio. Perché ti seguo sempre, ti guardo, siamo, non siamo. Grazie. Adesso siamo. Comunque magari. Fatelo come ho detto io, va bene? Va bene, grazie. Arrivederci, signora. Grazie. Allora, ragazze, in mia compagnia fino alle ore 16. Dopodiché, per casi urgenti, io sarò nel privato per le persone serie che vogliono parlare riservatamente. Pronto? Buonasera, maestro Cleo, sono Maria. Maria, buonasera, dimmi. Sì, maestro, io ho chiamato, poi potrete constatare voi dalla data, non so, più o meno un mese e mezzo fa, poi vedete voi, ora non ricordo preciso. No, non ti preoccupare. Sì, vi spiego, praticamente la domanda è questa. Allora, il mio ragazzo mi ha lasciato, non so se mi ha lasciato, se è in un litigio, comunque abbiamo avuto un'incomprensione domenica. Sono passati 5 giorni, un'incomprensione che lui è scappato al primo, cioè, io ho cercato di chiarire, l'ho cercato io e lui il lunedì mattina, sperando che si calmasse, ma ha parcheggiato, sapete la hit? Se ne parla fra 15 giorni quando tu scendi per le ferie al sud, dato che io lavoro al nord, riscendo e c'ha la sua vita e il suo lavoro al sud. Lui mi ha slittato, mi ha parcheggiato, non ha voluto chiarire. Io trovare i pili da lui. E io sinceramente sono rimasta male perché al finale sul litigio, sapete perché è successo? Solo perché io dissi vicino a lui, quando sarò io a non poter scendere a agosto-settembre perché giustamente non posso avere le ferie ogni mese, mi vieni incontro, verrai tu. Io non era ricetto no, però era di tu bandi, pochi in crisi, non lo so, comunque vi chiedo vito e nome, l'età, vi chiedo si verifica chi si decide a sbloccarsi, a fare un passo, ma sono 5 giorni non si fa vivo. Allora, quanti anni c'hai, che segno sei? Allora, io sono gemelli, ho 33 anni, Maria. Lui? Lui è Riccardo, ha 48 e lui è nato a luglio, 21 luglio, SS Leone. 1, 2, 3? 2.
Si farà sentire, ma non ti preoccupare. Sembra manipolazione quando ti decidissi, ma mi credete, ma questo io dico sempre, allora, ragazze, voi donne state perdendo scuola. Ma io queste non ho parole. E sai perché state perdendo scuola noi femmine? Perché ci facciamo a noi tratta così. Ah! Io lo dico, perché tante donne, diciamo, a volte si fanno abbassare l'autostima dai fidanzati e lo ammetto. Però a me sinceramente prima di dire poi questa mattina, manco 3 mesi, andavamo d'accordo, lui era amorevole. Ma mandala a chi lo paese, se sono rose fioriranno. Quando l'ho accettato lunedì dice ti sei calmato, buongiorno, come stai? Disse, buongiorno, che fa? Quando scendi? Parliamo, lui disse quando scendi per te ne parliamo, a me non mi ha detto male, cioè, tu mi stai parcheggiando, dopo che ti sono venuta incontro in modi, cioè, pagati, non è che io l'ho aggredito. Ma è modo di rispondere a una donna in questo modo? Proprio svincolato, perché andava a dire, no, per me io chiarimento voglio fare a vicino quando sei caldo. Ma Maria, ma tu hai capito che la vita è bella e va vissuta e va preso con una certa filosofia? Avete ragione, parole sagge. Mannala a fanculo, trova da nata, vive la vita, goditi la vita, perché qua quando siamo morti non nasciamo più. Ma voi sapete come l'ho risposto? Prima mi tirai la lingua, mi tirai la lingua, perché sprovai un voto, poi disse ascolta, ma tra 15 giorni, no? Trascinare questa freddezza, vuoi sospendere ogni contatto, tu cambia a 15 giorni e poi tra 15 giorni quando scende stanno e potete chiarire. Ma l'amore non è solo il letto per farsi una scopata. No, dico perché proprio da 15 giorni scendo, ma era vicino perché ti avevi fatto i suoi. E t'ha giurito, bene, fai fatto suoi, ti scopo e poi arrivederci e grazie. E questo me lo e voi donne, questo me lo chiamate amore, voi donne? No, cioè perlomeno da parte mia messa che ma pure si pareva affettuoso, è stato sempre disponibile. È stato al primo litigio, e tu stiamo pure un problema con la capo, sta tranquillo, lavora, per gestire ma troppo si mette paura di litigare nelle prossime volte. Allora, lui si farà vivo, si farà sentire, però io ti dico, mandala a quel paese perché non è l'uomo che fa per te. Se non è l'uomo della mia vita, ma io lo sentivo a pelle, perché ho terrore che seppure riconciliamo, al primo, come dire, al primo introppo... Sì, vabbè, buongiorno si vede la mattina, Maria, ormai hai capito com'è la situazione, hai capito questo soggetto com'è. Sì, ma l'ho conosciuto per un'altra facciata, come dire. Bravo. Sì, questo è il discorso, perciò di un uomo così, ma che non lo fa? No, ma io non ho fatto un animale, perché belle buone... Io non mi ho detto come la scena, avete dovuto vedere la mia parte. Buongiorno, io sto qui per rispondere. Se ne parla per 15 giorni, che scendi per serie e vediamo. Mi dice finita 15 giorni, non sono la tua scena, non è corretto nei tuoi confronti. E io visto che dicevo, io ero pure quella pesante in quel momento, la città che tempo per fare, cioè io non lo so, non ho parole. Che schifo di uomo, mamma mia. Va bene, ho conosciuto come dire i proietti il lato peggiore, di lui. Che schifo. Finora mi aveva mostrato, sono onesto, mi aveva mostrato il lato amorevole e generoso. Si è fatto conoscere. Mandala a quel paese, questo è il consiglio che posso darti. Va bene. Oppure si metteranno, come dire, dei punti chiari, cioè... No, perdo tempo, buongiorno, si è visto dal mattino. Quando vedete che un uomo si comporta male, non andate più avanti, vedete quante donne vengono ammazzate, cercate di capire subito e mandatela a fanculo. Perché così vuol dire che se io accetto nuovamente, questo mi ha fatto una è chiaro, stiamo punti a capo e tu a chi lo punto sei diventata, manca solo il fatto che ti metti 20 euro con poco a un comodino. Sì. Grazie mille, maestro, grazie. Di niente, stammi bene, Marina. Ciao. Ed è l'ultima telefonata, ragazzi, perché il tempo per me è terminato, sono le ore 16. Non vado avanti più di tanto, noi ci vedremo con la prossima live lunedì ore 15. Chi mi vuole sa dove cercarmi, sto in privato a soddisfare i vostri appuntamenti privatamente, riservatamente. Quindi andiamo a salutare tutti quelli che ci hanno seguito sul canale YouTube, quindi salutiamo gli amici di YouTube.
Ecco qua.